Buonasera a tutti i telespettatori di Radio Adige TV. Questa sera con noi e diamo subito il benvenuto ad Arturo Lorenzoni, candidato per il centro-sinistra alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, sempre con il punto di domanda. Queste sembrano essere le date. Benvenuto. Grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui. Sono state confermate le date, quindi a questo punto siamo tranquilli. Sappiamo che andiamo a votare. 20 e 21 settembre. Ingegnere elettrotecnico, dottore di ricerca energetica con un master in economia dell'energia e dell'ambiente presso la Scuola Superiore Enrico Mattei ENI, Lorenzoni insegna economia dell'energia alla Scuola di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. Dal 2013 ha anche l'abilitazione al ruolo di professore ordinario del settore scientifico economia applicata. Un po' di cronistoria: nel 2017, nell'estate del 2017, sostenendo con il suo movimento Coalizione Civica, ha fornito il contributo determinante all'elezione di Sergio Giordani a sindaco di Padova, il quale l'ha nominato vice sindaco. Lorenzoni, iniziamo proprio da qui. A sorpresa, visto che non era così scontato, il 14 luglio scorso, pochi giorni fa, ha rassegnato le sue dimissioni da vice sindaco. Per quale motivo? Ma perché sta partendo una campagna elettorale che è un po' strana, diciamo così, in presenza appunto di queste condizioni che il virus ci impone e che richiede una forte presenza, che richiede di dedicarsi il più possibile a rappresentare la nostra proposta sul territorio. Allora, per la massima rispetto per la carica che ricoprivo di vice sindaco della città, ho deciso di lasciare e di dedicarmi, diciamo così, a tempo quasi pieno, perché rimane anche il mio impegno all'università, alla campagna elettorale e a poter costruire questa proposta in cui credo molto. Lo ha anticipato, da vice sindaco aveva delle deleghe di rilievo, ricordiamone alcune: politiche del territorio, sviluppo urbano sostenibile, università, mobilità, viabilità, insomma deleghe pesanti. Cosa le ha detto il sindaco Giordani quando le ha comunicato che avrebbe rinunciato a questo ruolo, a questo incarico? Ma non è stata una sorpresa, non gli ho fatto lo scherzetto di sparire. Naturalmente il percorso che sto facendo è un percorso che faccio insieme al gruppo che mi ha sostenuto e che ha sostenuto Sergio Giordani. Per cui già lo scorso anno, quando si è iniziato a immaginare un impegno a livello regionale, ne ho parlato con lui, abbiamo concordato di poter consolidare quell'esperienza civica che abbiamo fatto a Padova insieme in un percorso più ampio a livello regionale. E devo dire che le risposte che stiamo ottenendo sono interessanti, perché mancava qualcuno che tessesse la fila tra le varie realtà locali che sono presenti e che non avrebbero una rappresentanza in ambito regionale. Per cui ecco, abbiamo costruito insieme e anche adesso non sparisco del tutto dalla città di Padova, nel senso che sento la responsabilità verso i cittadini. Insomma, quel 23% degli elettori che mi hanno dato fiducia meritano che io continui a seguire il percorso dell'amministrazione fino al termine del mandato. Quale tipo di contributo pensa di aver dato proprio alla città di Padova in questo triennio di impegno? Ma io ho la fortuna di lavorare in ambito universitario, quindi di vedere il mondo con occhi, diciamo così, gli occhi della ricerca, no? E quindi di vedere come i sistemi stiano evolvendo. Parliamo della mobilità, ma parliamo dell'urbanistica, parliamo anche dell'edilizia, dove c'è un forte tasso di innovazione a livello tecnologico. Ecco, trasportare questa innovazione in scelte amministrative e scelte politiche credo sia il contributo che io posso dare. Quindi non ci spaventiamo nel anticipare la normativa nazionale e portare il regolamento edilizio sugli edifici a consumo quasi zero. Non ci spaventiamo nell'immaginare una mobilità che abbandoni i combustibili fossili e così via. Sono scelte che sul piano tecnico sono assolutamente ragionevoli, sul piano politico richiedono un impegno. E anche su quello pratico sicuramente. Quando ha maturato invece l'idea di candidarsi alle regionali? Ma è una cosa che è nata un po' così per caso. Dopo l'esperienza che abbiamo fatto a Padova, come dicevo, ho iniziato a ragionare sulla creazione di una rete delle esperienze civiche sul territorio veneto, che sono molte e sono assolutamente interessanti. C'è della gente che nella propria comunità ha una grandissima autorevolezza, ma non viene spesso rappresentata in un ambito più ampio. Allora abbiamo iniziato a sentire, a provare a verificare la disponibilità a fare un lavoro insieme, e la risposta è stata superiore alle attese, al punto che mi sono ritrovato candidato quando anche il Partito Democratico ha riconosciuto
in questa vitalità del mondo civico un'opportunità per il territorio. Quindi poi, insomma, a febbraio di quest'anno appunto il Partito Democratico ha deciso di darmi fiducia, abbiamo consolidato questo movimento che si chiama il Veneto che vogliamo, il gruppo dei Verdi, Europa Verde, ha deciso di unirsi, e così pure Più Europa, Volt, e si è creata quindi un'alleanza Un ampia. bel gruppo. Lei ha recentemente ribadito, e leggo testualmente, di avere un'idea nuova del mondo democratico, meno tradizionale, forse in alcuni passaggi più ingenua, ma certamente più vicina al sentire dei cittadini. Cosa intende? Forse in parte ha già risposto. In parte sì, era proprio il concetto che le dicevo. Per ragioni che forse adesso sarebbe lungo diciamo così, analizzare, c'è un disamoramento da parte delle persone verso la politica tradizionale e verso i partiti, in maniera secondo me in alcuni casi anche ingiustificata, però si fatica intorno ad una proposta politica, diciamo così, tradizionale ad aggregare un consenso. Allora è necessario andare a fare delle proposte che si basano più che su un'appartenenza politica, su un progetto concreto, al di là delle appartenenze. E le persone non vogliono essere etichettate con appartenenze molto spesso, a parte qualcuno che è tifoso della politica e ci sta, ma vogliono misurarsi su progetti concreti. E questo è il modo nuovo di rappresentare tutte quelle sensibilità che ci sono, legate proprio ad una politica fatta per le persone e non coalizzata intorno ad un progetto contro qualcuno o contro qualcosa, come abbiamo visto purtroppo spesso negli ultimi tempi. Ecco, questa è la politica che mi piace, una politica costruita intorno ad un progetto, ed è questa la proposta che stiamo facendo al Veneto e che state portando avanti. Il suo principale avversario, Luca Zaia, sembra godere evidentemente di un consenso diffuso. Questo fatto la preoccupa? Crede di poter insediare un po' la sua popolarità o di ambire al successo anche elettorale? Perché? Ma io non pongo limiti al risultato, nel senso che appunto è una proposta che abbiamo costruito di recente, che andiamo a proporre in questi 2 mesi, non sappiamo dove possiamo arrivare. Io sono convinto che la nostra proposta sia interessante per i cittadini del Veneto, che sono stati amministrati dai governi di destra negli ultimi 25 anni. Indubbiamente il presidente attuale gode di una forte posizione, di una grande visibilità mediatica e di un consenso costruito nel tempo, ma mostra anche delle crepe, secondo me. Cioè è un governo che è stato statico, non ha voluto affrontare alcune tematiche importanti per il territorio e indispensabili per la competitività della nostra economia. Ecco, io credo che si debba cambiare le priorità dell'agenda del governo regionale e portarlo sulle cose che ci servono per avere un'economia competitiva, un ambiente preservato, un'attenzione ai bisogni delle persone. L'esperienza che state vivendo in questi giorni qui a Verona con Cattolica, secondo me, è un esempio. Non si può non interessarsi delle aziende del territorio e della tutela delle istituzioni economiche che fanno parte del territorio stesso. Sono identitarie addirittura. Le avrei chiesto infatti se ci sono, quali sono i talloni d'Achille del presidente Zaia. Le chiedo però un pregio che riconosce al suo avversario e invece un difetto che cancellerebbe all'istante. Ma un pregio senz'altro la sua grandissima capacità comunicativa, riesce a fare empatia con chiunque, quella è una cosa che credo gli si debba riconoscere. Il difetto è il non volersi interessare direttamente di alcune questioni che invece sono centrali nella vita della nostra regione. Le porto un altro esempio: dopo che abbiamo perso le banche, abbiamo perso tantissime attività economiche nel territorio veneto, non c'è mai stata una difesa, non c'è mai stata una politica che coordinasse l'attività economica del territorio, che è una cosa sana. Non vuole essere un interagire, un agire direttamente, ma lo sforzo di coordinare le presenze sul territorio delle imprese credo debba far parte della politica. È un lavoro faticoso, però è un lavoro che dobbiamo fare. Anche la partita a GSM e AIM, che in questo momento si sta giocando, ha una regia che è extra veneta. Allora, non è che siano dei nemici le aziende emiliane o le aziende lombarde, ma dovremmo invece spingere per un protagonismo del territorio veneto, perché è importante. Vuol dire attrarre investimenti, vuol dire attrarre lavoro per i giovani e vuol dire
tenere un ruolo protagonista nella politica nazionale e anche nella politica internazionale. Gli imprenditori veneti sono anche troppo bravi perché hanno dei risultati fantastici rispetto all'aiuto che ricevono dall'amministrazione. Io credo che se l'amministrazione veneta facesse più squadra, ma avremmo dei risultati straordinari e non dovremmo soffrire quel complesso di fratello minore nei confronti dell'economia lombarda o dell'economia emiliana, che negli ultimi anni stanno mostrando segnali diversi da quelli del Veneto. Come è stata gestita secondo lei, siamo verso la fine di questa chiacchierata, l'emergenza sanitaria? È vero che ha proposto Crisanti, il professor Crisanti come commissario? Sì, allora l'emergenza secondo me nel periodo topico, marzo-aprile, quando abbiamo affrontato veramente una minaccia paurosa, è stata gestita con attenzione e con determinazione. E lì io credo che il ruolo importante dei colleghi dell'Università di Padova vada riconosciuto. C'è stata una visione. Poi forse è prevalso un po' l'aspetto di gestione mediatica rispetto alla gestione sanitaria. Cioè a me ha colpito queste conferenze stampa che sempre più hanno assunto un tono di una narrazione più che di una informazione scientifica sui fatti, e quindi ha preso un po' una deriva. E per questo io dico, la gente ha bisogno di messaggi chiari, non si può dire siamo fuori e il giorno dopo faccio il TSO a chi non rispetta la normativa, l'indice R che è abbastanza volatile, che era il più basso, siamo bravissimi perché è basso, adesso è il più alto d'Italia da alcuni giorni, e non è che la gestione è buona o non è buona secondo il parametro R. Per questo secondo me dobbiamo avere una guida scientifica, e io credo che nessuno più del professor Crisanti abbia le competenze, le capacità, la lucidità per gestire l'emergenza Covid. La scienza la dobbiamo ascoltare sempre, non solo quando abbiamo l'acqua alla gola. È vero nella gestione del virus, ma è vero anche nella gestione dei cambiamenti climatici, dove noi ce ne freghiamo di quello che dice la scienza, salvo poi quando viene l'episodio drammatico, pensiamo a Vaia, pensiamo all'acqua alta di Venezia nel novembre scorso, allora ce ne accorgiamo e chiediamo aiuto alla scienza. No, la scienza si ascolta sempre. Molti veronesi, parlava prima di AGSM, Cattolica, insomma, lamentano il fatto che comunque nelle scelte anche regionali Verona o comunque il Veneto occidentale non abbia lo stesso peso, la stessa attenzione all'interno del taccuino del presidente Zaia. A ribadire anche questa tesi è stata l'onorevole Alessia Rotta ai nostri microfoni qualche giorno fa. Condivide questa posizione. Molti veronesi lamentano un ruolo di Cenerentola della nostra città nel sistema veneto. Ma guardi, se parliamo di sanità a Padova si lamenta un ruolo di eccessivo protagonismo di Verona rispetto a Padova, per cui ognuno vede l'aspetto che gli sta più a cuore ovviamente. Però che nella politica regionale alcune dinamiche cruciali dell'economia del territorio veronese non siano state affrontate in maniera adeguata, mi trovo assolutamente d'accordo. Parlava di AGSM, il mondo delle imprese di pubblico servizio nel campo dell'energia è un mondo che mi sta a cuore. Le appartiene, con AGSM abbiamo iniziato a collaborare a metà degli anni 90. È vero, sono aziende importanti per il territorio e vanno preservate, perché, lo dico anche da amministratore, avere un'azienda che condivide gli obiettivi rispetto ad un'azienda che ha la testa altrove cambia le opportunità che ci sono sul territorio. Avere un'azienda che rende concreti gli obiettivi dell'amministrazione è un'opportunità straordinaria. Privarsene è un vero peccato. Ed è un rischio. Allora io sono d'accordo che la dimensione comunale oggi sia piccola. AGSM da sola non può far fronte ad una concorrenza su scala nazionale ed europea che è reale, ma dobbiamo creare una squadra per cui AGSM riesca a creare quel polo forte delle imprese di servizio che abbia testa e cuore nel Veneto. Chiudiamo. Perché i veneti dovrebbero votare Arturo Lorenzoni? Ma perché è ora di dare una svolta alla politica regionale. Non possiamo più tenere fermo tutto sperando di non sbagliare per tenere il consenso. La politica non è gestione del consenso. La politica è anche prendersi la responsabilità degli investimenti, prendersi la responsabilità delle scelte e aprire delle strade per la gente, per le imprese, per la nostra agricoltura, per il nostro turismo. Hanno bisogno di guardare avanti.
E allora questa gestione, diciamo così, io la chiamo sonnacchiosa, della politica regionale, deve finire. Il Veneto deve tornare protagonista e abbiamo nella svolta ecologica un'opportunità straordinaria. Abbiamo dei fondi che arrivano dall'Europa che sono imponenti per tanti versi, ma dobbiamo indirizzarli con le idee chiare e focalizzati. Allora possiamo avere un rilancio economico, possiamo tornare a crescere e possiamo tornare a creare benessere nella nostra regione. Per questa ragione io credo che valga la pena di sostenere questo progetto a cui sto lavorando con tante persone in gamba, tante persone competenti, tante persone che hanno una visione bella della nostra regione. Ringraziamo Arturo Lorenzoni, candidato per il centro-sinistra Area Democratica alle prossime elezioni regionali, che ricordiamo appunto essere il 20 e il 21 settembre. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.